Vittorio Gara sta già arrivando sul pallone il quintetto di Mister Gentile e quindi Lucchese, Chinnici, La Fiora e Louati, dicevamo, con Morione tra i pali. E invece adesso cerchiamo di capire quale sarà il quintetto dell'Oratorio San Vincenzo. Vediamo se tra i pali partirà Peppe Calì, che sapete essere uno dei giocatori più rappresentativi della formazione, anzi, uno dei più rappresentativi della storia del Palermo Futsal Club, perché infatti mi sa che va lui tra i pali, sente tanto la partita, lui che è uno dei grandi ex, forse il giocatore più grande ex della storia del Palermo Futsal Club, perché comunque con lui sono arrivate ben 2 promozioni dalla Serie D alla C2 e dalla C2 alla C1, quindi insomma la storia l'ha fatta di questo club. Stanno invece scelta Oratorio San Vincenzo. Nel frattempo vediamo sicuramente in campo Vincenzo Russo da capitano, poi vediamo con la 18 Fragale, poi con la 16 invece vediamo Cortigiano e lì davanti ce ne manca uno e così concludiamo. Quindi Russo, Fragale, Cortigiano e Cernigliaro, e dunque inizia anche la sfida con il primo pallone toccato dalla formazione di casa, che vorrà di certo cercare di spingere fin dall'inizio per attaccare sui rossonero. Oggi mancano un po' di giocatori in realtà ad entrambe le formazioni, quindi è un peccato non vederle al 100% del loro potenziale. Tanto Lucchese attacca subito la porta, Lucchese salta la Calì, ancora Lucchese, poteva calciare poi Louati addosso a Calì, ma qui Lucchese doveva fare un po' di più. Adesso ha avuto una prima occasione immediata con questo retropassaggio e questa pressione alta di Lucchese che è indemoniato per ora. Un momento sicuramente super positivo, 4 gol nell'ultima sfida, ma non è l'unica in cui Lucchese ha timbrato il cartellino nelle ultime settimane. Louati, Chinnici, Lucchese col tacco per Louati, l'anticipo ottimo di Fregale, poi Cortigiano, Cernigliaro, chiedo scusa, si ferma, sterzata, Fragale, Russo, aggancia con la suola, Chinnici lo guarda, anche un po' ad infastidire invece il suo compagno Fragale, vuole il dribbling su Lucchese, anche la Fiora al raddoppio non ne riesce e dunque l'Oratorio la tiene lì in fase difensiva. Fragale, bel dribbling, attacca al centro, Fragale ancora con Louati che va subito lì a toccarla, però non basta per guadagnare il possesso. E quindi calcio d'angolo. Batte Vincenzo Russo, capitano oggi, dietro da Fragale, bello qui il blocco, poi cerca una palla imbucata che però non termina dalle parti dei compagni, dunque Calì, Cortigiano, che è partito centrale oggi, vediamo se effettivamente rimarrà in quel ruolo o se invece si sposterà. Al momento è laterale, però insomma sapete che nel mondo del calcio a 5 non ci sono ruoli fissi. Fragale, Cortigiano di prima, cerca una palla immediata direttamente però dalle zone di Giovanni Morrione, che quindi si va a prendere questo pallone. Lucchese, che ha avuto una chance ghiottissima dopo veramente forse 30 secondi, ma purtroppo non vediamo il crono al momento. Vediamo se magari tra un po' avremo qualche novità. Manca oggi un po' il contributo della regia, che sappiamo essere coadiuvata dal solito grande Mirko Valenti. Fragale, Russo, lo fronteggia la Fiura. Nel frattempo non si riscalda nessuno nella panchina del Palermo, sono tutti seduti tranne Mallia. Oggi manca Gennaro tra i tanti assenti, lo dicevamo, manca anche Sujon, manca Di Chiara, manca Lopez, che oggi tanto fa pure il compleanno e noi gli facciamo tanti auguri. Chinnici intercetta il pallone, Lucchese si inserisce, Chinnici si autolancia, Chinnici qui cerca questa conclusione mancina, viene subito strozzata però anche dall'ottimo apporto della difesa. Louati da fuori, deviazione, calcio d'angolo. Louati è calciato da quella posizione molto simile allo scorso anno sul gol di Pisani, che chiaramente si ricorda quella partita. Lucchese, brutto calcio d'angolo. Infatti anche mister
gentile, lo rimprovero un pizzico. La Fiura, la controlla, ecco il capitano. Chinnici, Lowati, esce in pressing, Fregale rischia un po' la giocata, poi col mancino getta il pallone lontano, Cortigiano di testa, Russo la controlla, Lucchese intercetta, poi la palla rimane lì su Cortigiano, Lucchese quasi gliela ruba, con Cortigiano che ritorna sui suoi passi. Chinnici fa la tiro da Lucchese, sulla posizione che va dietro infatti Lowati a dargli un appoggio. La Fiura 1-2, non è passa, poi la tocca, va fuori. Lowati, la Fiura. Al tempo sentite anche la voce di Calì che sta comandando tutti i compagni. Lowati, bel contrasto, ruba il pallone. Lowati, Calì, super Peppe Calì qui, che rimane in piedi fino all'ultimo e nega a Lowati questa gioia in campionato, ed è anche l'ultimo a toccarla, il numero 98. Molto bravo qui Calì ad uscire. Cortigiano, c'è vicino Russo, c'è il pallone, palla in verticale, la controlla, poi magia sul fondo, e qui qualche dubbio c'è effettivamente, però era molto vicino il signor Godino, che è indicato. Tanto Lowati in mezzo a 2, in mezzo a 3, la Fiora va a lottare, si riconquista il pallone, contropiede la San Vincenzo con Russo, si ferma, sterzata, c'è tutta una prateria per Fregale, che si ferma anche lui, va sul destro, Lucchese lo capisce, riesce comunque ad andare sul fondo, un po' troppo, poi atticcica con Lucchese, la Fiora non vuole mollare mai il Palermo, e subito Mister Gentile chiama la spada in attacco, Lowati l'alza, Lucchese, bell'aggancio, delizioso, punta Fregale in un duello che poco fa è stato fatto però a parti inverse, quindi con Lucchese a difendere. Lowati la controlla, se rientra e calcia, potrebbe essere una soluzione interessante, va sul mancino e prende Lucchese addirittura sulla schiena, però era un tiro quello chiaramente di Lowati. Dai Fabio che arriva, dai! Russo va dietro, Fregale scambia con Cortigiano, si inserisce il 16, Russo ancora, Cortigiano lo fronteggia Lucchese che lo guarda dritto negli occhi, poi Fregale la controlla, bello qui l'aggancio, poi Russo e gran parata di Morrione, qui lo stava facendo veramente bellissimo, è stato veramente molto molto bravo il capitano della San Vincenzo, molto bravo anche Morrione. Russo ancora, adesso ci riprova con la punta, questa volta non la prende al meglio, c'è il fischio da parte del signor Fiorino che dice qualcosa a Morrione ma non capiamo che cosa. Anzi sì, sta sistemando la porta. Chinnici, nel frattempo nessuno si riscalda né da un lato né dall'altro. Chinnici rischia molto e getta il pallone lontano, ed è calcio d'angolo, anzi no, rimessa laterale, c'è stata una direzione che non c'eravamo effettivamente, non c'eravamo accorti. La Fiora calcia forte, prende però credo Lucchese, vediamo il dito di gara, no, prende Fregale forse, poi calcia da fuori anche Chinnici con tanta forza, Lowati al volo, viene respinto ancora da Fregale, Lowati cerca il fondo, viene fermato ancora dall'ottimo lavoro difensivo Cernigliaro, pochi palloni toccati al momento per il 24, scivolata di Lowati che in maniera molto decisa va a rubare quel pallone. Cortigiano, Russo, capitano cerca uno spiraglio, Russo va sul mancino, poi si appoggia, Fregale, vediamo se calcia, adesso Russo fronteggia Capitan Vito La Fiura insieme a Lowati che adesso credo che andrà ad uscire su Fregale, c'è una bella sponda per Cortigiano col mancino, tiro complicato ma fa bene comunque a provarlo, da lì le qualità per farlo chiaramente ci sono. Chinnici, Lowati, Chinnici vuole un dribbling su Cernigliaro tanto rischioso, poi Lucchese l'anticipo, Chinnici col mancino, adesso
Capitan Vito La Fiura. C'è il taglio di Lucchese, ci pensa un attimo, la da adesso, vuole girarsi, Lucchese la tiene molto bene, Lucchese poi cerca la porta, in spaccata Peppe Calè, ma fa bene Lucchese con queste giocate, sono ormai le sue. Cortigiano, Russo, si inserisce Cortigiano, marcato da Lucchese. Fregale, nel frattempo si riscalda Giuliano, che potrebbe essere il primo cambio per l'Etro San Vincenzo, un giocatore che ha fatto tanti gol quest'anno, ma veramente un gran giocatore. Anche nella gara di andata ha fatto un gol, secondo me, fantasmagorico, una botta fortissima sotto l'incrocio. Nel frattempo c'è un fischio da parte del signor Godino, sta parlando con Chinnici. Palla dentro Chinnici, poi Lucchese può partire il contropiede, c'è La Fiura, lo serve adesso Lucchese, La Fiura si ferma perché è ottima la pressione da parte delle San Vincenzo con l'ultimo tocco che credo sia di La Fiura, invece no. Chinnici, palla imbucata verso Lowati. Dai, non ci pensare, dai! Intanto sistema la fascia da capitano La Fiura. Cortigiano per Russo, lo fronteggia Lowati, si va dietro però da Fregale. Passettini, Giuliano, appena entrato Giuliano, non so se calcia, era la prima palla, poi palla ottima per Fregale che poteva secondo me calciare di prima, mentre invece ha cercato un aggancio. A tempo si è scontrato Fragale con Morrione, tutto ok fortunatamente per il portiere rosanero. Calì, Russo, Fragale con l'esterno, bella palla, Giuliano porta un po' a spasso Chinnici, vince il duello fisico, c'è anche Lucchese, Giuliano ancora a deviazione. Sarà quindi calcio d'angolo, battuta lunga per Fragale che la controlla, poi dietro da Giuliano che cerca uno spiraglio, poi cerca un'imbucata, era anche riuscita. Lowati, Lucchese, Chinnici, Lowati, vuole un dribbling, cercato, poi Calì esce molto bene, si riparte, Cortigiano si dimentica il pallone, Lowati lo va subito a rubare, gran partita, subisce fallo, calcio di punizione. Gran partita come sempre di Lowati. Dai Fabiuccio, dai! Alla destra della barriera, due! A destra, vieni, Ale! Oh Mario! Vai Mario! Andrà Lucchese, è uno schema, La Fiura, apertura, Chinnici la controlla col mancino, poi Lowati finta di calciare, cerca di nascondere un po' il pallone come può, ma la pressione è alta da parte di Russo, infatti decide di andare saggiamente dietro, Chinnici scambia il pallone, poi anche qui Cortigiano a mordere un po' le caviglie e non permettere a Lowati di girarsi. Nel frattempo si riscaldano Mallia e Alenicchia, che potrebbe essere sicuramente il primo ad entrare, essendo un laterale. Qui La Fiura, gran giocata, qui forse secondo me ci poteva stare il calcio di punizione, perché va dritto sull'uomo Cortigiano. Calì poi sportivamente mette pallone fuori, però secondo me poteva starci forse calcio di punizione. Il signor Godino dice alla fine di rialzarsi subito, però il colpo sicuramente l'ha ricevuto. Poi magari puoi non fischiare il calcio di punizione, però comunque il colpo l'ha ricevuto, questo è sicuro.
con la Fiora che restituirà il pallone a Calì, che ricordiamo i due hanno un gran passato insieme proprio al Palermo Futsal Club, facendo la storia, la Fiora con il gol, ma Calì con invece tante parate. Lucchese non vince il duello, Fragale, apertura per Russo, palla che rimane lì e la Fiora quasi come se dovesse calciare verso la porta, con forza, allontana, più lontano possibile. Russo. Fragale, doppio passo, esterno, Cortigiano. Adesso c'è Russo, sempre molto esterno, si chiedeva una palla fuori, ma Russo l'ha tenuta. Forse all'ultimo c'è il signor Fiorino vicino, però. Giuliano. Frattempo è pronto Mallia, credo al posto di La Fiura, palla dentro, ancora deviazione, l'ultimo tocco è azzurro. Chinnici, Lucchese, palla imbucata, bella per Nicchia, Calì, perfetto, poi Lucchese ancora, Lucchese 2 volte, Fabio Lucchese, continua il suo momento d'oro. Ed esulta così con il primo pubblico 0-1. Palla meravigliosa comunque per Nicchia, ma ha trovato un super Peppe Calì che è molto bravo quando esce nell'1 contro 1. Poi Lucchese prima trova il portiere davanti, poi invece con l'esterno spedisce in porta. Nel frattempo Nicchia è entrato al posto di La Fiura, anzi no, perché è entrato pure Mallia, quindi al posto di Lowati. Al momento Mallia sta facendo il laterale, però bisogna effettivamente capire qual è lo schema. Intanto Lucchese ruba ancora il pallone, Lucchese Calì, come sempre perfetto in questo genere di fondamentali. Frattempo è entrato anche Liga per l'Otero San Vincenzo, quindi chiaramente aumenta la forza offensiva della compagine bianco-azzurra, perché Liga è un giocatore veramente tanto forte, quindi sicuramente va ad aumentare la trazione offensiva con il suo ingresso. Poi Russo qui con esperienza fa passare il pallone direttamente al proprio portiere. Fragale appoggia verso Liga, palla imbucata, bella idea, Giuliano vuole girarsi, e quando Giuliano si gira, insomma, sono sempre problemi per il Palermo. L'ha fatto molto bene e non ha trovato la porta, però sta cercando di prendere sicuramente gli spazi e i tempi. Nel frattempo time out sul risultato di 0-1. Vediamo se ci sarà qualche cambio. Ne approfittano i ragazzi di Mister Gentile per bere qualcosina. Acqua, chiaramente. Sarebbe strano al contrario, deve essere qualcosina, qualcos'altro. Magari qualche integratore. Sicuramente acqua. Nel frattempo si ritorna in campo con Mallia che va ad allungare il campo e Morrione probabilmente andrà da lui. Infatti fa questo, Mallia, bella aggancio, vuole forse un calcio di punizione, non ci riesce Nicchia, riesce a non far passare la palla, poi Liga, grande giocata, il break, Liga ancora, Morrione, la blocca addirittura, fa ripartire Mallia, la controlla, c'è il Russo che va subito di lui, va a farsi fallo. E qui tutta la bravura e l'intelligenza di Vincenzo Mallia, che ha capito che in quel momento magari avrebbe avuto forse difficoltà nell'1 contro 1, nel saltare l'uomo, e allora ha detto guarda, io la difendo, mi prendo il calcio di punizione intanto. Chinnici, palla lunga a cercare Nicchia, qui bella la chiusura di Fragale con Calì che dice ai compagni di avanzare velocemente. Liga la controlla sempre con molta eleganza, vediamo se rientra e calcia col suo piede, va invece sul mancino. Lucchese ancora una volta, che giocata, ed è ancora fallo. Adesso cerchiamo di capire quanti sono i falli, perché sono molti, però Chinnici, Nicchia,
Palla su Chinnici, poi Nicchia ancora, ottima risalita di Fragale, Lucchese cerca di nascondere il pallone Lucchese con la suola, poi Chinnici, Fragale controlla bene e poi scarica su Liga, esce Nicchia, forse sbaglia, poi Liga ancora, Russo, poi Giuliano e la palla entra in porta comunque, non riesce Lucchese a buttarla lontano ed è 1-1. Dunque si ritorna in gioco 1-1, ha fatto bene il break all'Auto San Vincenzo, ha dato subito il gol. Chinnici, Mallia si appoggia, Lucchese, palla centrale, Nicchia, poi Mallia cerca la palla di punta, palla che non passa, poi forse poteva stare qui, credo, il calcio di punizione. Riparte Russo, palla nuovamente verso Liga che potrebbe andare sul mancino, poi appoggia e non sbaglia Russo che fa 2-1. Bella azione qui da parte del San Vincenzo, che trova anche il modo di ribaltare tutto nel giro di pochi istanti in realtà, con Liga che ha visto il rimorso molto intelligente in realtà, perché poteva calciare, forse chiunque avrebbe calciato, lui invece ha visto il compagno vicino e ha preferito piuttosto servirlo, e Russo da lì chiaramente non può fare altro che spingere il pallone in porta. Non era facile, però comunque bisognava farlo quel gol, e dunque 2-1, vita molto molto divertente in questo pomeriggio barra serata in realtà. Giuliano si gira molto bene qui, Nicchia, e poi Chinnici si ritrova il pallone tra i piedi, Nicchia, Mallia, poi Lucchese e Liga, l'ultimo tocco, qui l'ultimo tocco era di Lucchese secondo me, perché Liga ha fatto sbattere addosso al giocatore rosanero, non se ne è accorto, mi sa il direttore di gara, che ha indicato la rimessa laterale secondo me in maniera sbagliata. Lucchese intanto prova a passare, Fragale difende, poi Russo, Nicchia, per una volta Nicchia va sul fondo, lotta con tutti, rimessa qua invece secondo me era del Palermo, insomma. Questa volta secondo me era Rosa, insomma, forse 2 errori nel giro di pochi istanti sulle rimesse laterali. Liga, il break ottimo dall'altra parte, Fragale, Palermo sta difendendo malissimo in questo momento, Chinnici, tanto la Fiora in campo al posto di Mallia, la Fiora avanza, la Fiora col mancino, Calì, perfetto, poi la Fiora ancora, il recupero di Liga, adesso sono spaccate in due le due squadre, Giuliano con Nicchia, che non si fa beffare dal dribbling, poi si ferma il taglio 2 volte, 3 volte, Fragale adesso si autolancia, si ferma, Chinnici esce in pressione, Liga, piccolo momento di pausa adesso della partita, perché i ritmi sono veramente tanto alti. Nel frattempo è pronto a rientrare Lowati al posto di Lucchese. Fragale, Liga, Fragale, io se prova a calciare, Russo cerca con l'esterno, proprio Giuliano, una botta forse sulla faccia di Morrione, credo no, perché non sta facendo cenno di dolore, quindi sicuramente non è sul volto. Nel frattempo c'è un cambio fuori Fragale, palla dietro per Giuliano, Morrione ancora, super sull'ottimo tiro, appena entrato nel frattempo Mina, e poi forse qui c'è il fallo. Ed è quinto fallo. Adesso cerchiamo di capire quanto manchi. Penso poco comunque. Si scatta anche Butera e Lowati, nel frattempo il cambio è frizzato. Dai ragazzi, dai! Nel quinto fallo, dicevamo, Nicchia va a prendere posizione.
Poi si perde un po' di tempo. Lowati che è entrato al posto di Lucchese. La Fiora, attacco, Chinnici. Mancano 4 minuti nel frattempo, ringraziamo chiaramente dal campo Nicchia, Lowati, la Fiora, palla fuori, no, dice non è uscita tutta. Lowati sbaglia il controllo, poi Chinnici, c'è il taglio di Nicchia, lo cerca, bene qui, la chiusura di Russo, poi Lowati rimasto giù, ma era chiaramente tutto regolare. Poi Chinnici, bella palla, il taglio su Lowati, lì esce prima, molto bene, aveva anticipato l'arrivo da parte del laterale rosanero. Giusto la palla di Chinnici, forse leggermente profonda, doveva fare forse con meno forza, credo. Russo, gran partita la sua, va centrale, Giuliano la controlla, Lowati leva la gamba perché stava quasi per falciare. Giuliano ancora una volta in mezzo a due, Lowati fa un gran lavoro di fisico e poi cerca di passare, Lowati ancora, Giuliano da dietro fa una gran chiusura. Chinnici per la Fiora, Lowati la controlla sempre contro Giuliano nel duello, cerca un passaggio, la palla non passa e Giuliano adesso, Lowati ancora e poi Nicchia, qui si aggrappano un poco, si continua però la Fiora, c'è quella palla su Nicchia che arriva troppo veloce e non la tocca. Mina, Liga, c'è con dribbling che non passa. E poi qui vediamo giallo per Nicchia intanto. Frattempo rosso per Nicchia, ma rosso per Nicchia però e rosso solo per Nicchia, giallo per Liga ma rosso per Nicchia. Tutti e due fuori devono andare. Rosso per Nicchia, però insomma secondo me o dai la stessa sanzione o forse rosso, forse giallo e giallo per entrambi, sarebbe stato secondo me più corretto, però giallo e rosso, dubbi. Nel frattempo è entrato Butera in campo, quindi Butera, Chinnici e la Fiora. Nel frattempo vicepresidente Pazzaia si sta lamentando col signor Fiorino, ma è Godino ad aver dato il rosso a Nicchia. Nel frattempo non si gioca già da diversi minuti, un risultato, mancano circa 3 minuti alla fine del primo tempo. E ancora però non si gioca. Chinnici, ecco Butera, poi si autolancia Liga, Giuliano va giù, calcio di punizione. E adesso secondo me c'è tanta confusione nella direzione arbitrale, secondo me molto rivedibile. E va Giuliano a battere, chissà che non calci direttamente, potrebbe essere una soluzione molto molto valida. Conosciamo tutti il suo destro, essere molto interessante. Ha fatto un gol oggi, forse molto semplice, però è uno che ha
nelle corde sicuramente questo tipo di tiri. Vediamo, Giuliano va fortissimo addosso, però a Capitan Lafiura. Liga lascia scorrere saggiamente il pallone. Russo, Liga, Giuliano, Liga ancora, Giuliano, c'è tutto solo Russo, però si sta difendendo in 3 chiaramente perché Nicchia ha lasciato il Palermo in 4, quindi il Vincenzo vuole sicuramente approfittarne. Fortissimo qui il tiro di Liga, è ottima chiaramente la parata di Morrione, aveva calciato tanto bene. Si va dietro Giuliano, vediamo se calcia, cerca invece un invito a Liga, ancora Morrione, super, e poi Chinnici non l'allontana, la vuole giocare adesso con Butera, ma credo che forse spazzerà lui adesso. Mina va dritto sull'uomo, poteva starci secondo me il fallo e dunque tiro libero Palermo, però ormai insomma abbiamo capito che la direzione di gara è un po' in confusione, perché sia un eufemismo. Liga, imbucata, Lafiura, va dietro, Liga ancora, Giuliano, c'è uno spiraglio che però non viene trovato. Liga ancora, Giuliano, sempre Liga, quasi una filastrocca per cercare uno spiraglio. Nel frattempo sta per entrare Lucchese per pareggiare il numero. Giocatore in campo, Giuliano, magia, e poi Morrione fa una gran parata, ma si era mosso benissimo qui Giuliano. Nel tempo c'è ancora da aspettare però. Russo per Giuliano, finta ancora, Butera non lo vuole fare calciare, si va dietro da Russo che cerca la punta, addosso alla Fiura. Credo manchino pochi secondi all'ingresso di Lucchese che ha già quasi la pettorina levata. Si va da quella parte, da Liga ancora, Morrione, poi Giuliano, scivata di Butera. Super quell'intervento da parte del numero 25, che si prende anche i complimenti di mister Gentile. E manca un minuto credo alla fine della prima frazione di gioco. Adesso vediamo se effettivamente siano 60 secondi. Si va dietro, poi la conclusione, da fuori ancora il palo, addirittura colpito da Liga. Morrione, nel frattempo Lucchese ancora non entra, mancherà poco credo. È entrato adesso Chinnici, Giuliano qui di fisico. Poi la tiene Liga. Lucchese e Liga. Del tiro libero, e secondo me questo non è manco fallo, secondo me, però insomma per me la direzione dei due arbitrari di oggi è veramente incredibile. Secondo me questo non è fallo, dovrebbe essere, anzi ha fischiato non il fallo, ma spiegate, insomma non si sta veramente capendo nulla il duo arbitrale. Ripetiamo, Godino Fiorino oggi secondo me ha bisogno di un intervallo forse per un attimino riprendersi. Chiaramente è una partita molto intensa con due squadre che giocano tanto duro, però insomma secondo me le loro scelte sono da ambo i lati forse un po' rivedibili, chiaramente con tutto il rispetto. Liga, ruleta, sbaglia, Lafiura, c'è in mezzo Lucchese, ottimo il Russo invece, e poi si autolancia, Giuliano, scivolata di Butera, è entrato veramente tanto bene. Mina, dribbling su Lucchese, lo salta, tanto va giù Butera, si continua, palla ancora dentro e segna Mina, però è rimasto a terra Butera, ma insomma sta succedendo di tutto, sta succedendo. Nel tempo Butera è ancora a terra. Ci sono tante
tante lamentele. Tempo tante lamentele ancora. Tempo si deve tornare a giocare. Si torna finalmente in campo. Chinnici cerca di rientrare, palla fuori, rimessa laterale. Calì prende il pallone adesso, la controlla e va subito lungo da Giuliano, la controlla, poi passaggio, un retropassaggio in realtà per la Fiura. Calì ancora e poi allontana la sfera cercando di gettarla fuori. Chinnici Lucchese, la Fiura, appoggio dalle parti di Butera, poi palla che viene allontanata, la Fiura ancora va sul mancino, potrebbe cercarlo Calì, molto bene qui, e poi allontana Russo, prende la lontana Liga, c'è Giuliano, però non c'è più tempo perché fece il primo tempo. 3-1 il risultato dopo 20 minuti. Come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché qui il secondo tempo della sfida dopo. Si torna a giocare al Dino Liotta di Licata 2 settimane dopo i fatti con il San Vito Lo Capo, e in casa della capolista arriva il 90-011 Bagheria di mister Sandro Tarantino, che cerca di partire nel migliore dei modi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma subito su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra la palla spiove e c'è il colpo di testa vincente da parte di Viglianisi, che batte imparabilmente Faraone e sblocca subito il risultato in favore dei gialloblu, e poi dedica speciale per un figlio o una figlia in arrivo per il numero 21 a disposizione Lilo Bonfatto, che dunque sblocca subito la partita in favore del Licata. Reagisce però subito il 90-011 con questo tentativo in inserimento da parte di Balistreri con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi ancora azione sulla destra del Licata, Arario arma Manfrè, tiro deviato imparabilmente, palla che si insacca ancora una volta alle spalle di Faraone ed è 2-0 per il Licata. Protesta il 90-011 perché c'è un proprio giocatore a terra proprio sugli sviluppi dell'azione, ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la rete, torna a farsi vedere in avanti, però la formazione ospite con questo pallone messo in mezzo, l'uscita alta da parte di Federico Valenti, che poi rimane anche a terra contuso, si riaffaccia in avanti allora il Licata con questa giocata sull'out di destra tra Brugnone e Arario, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Manfrè e la palla che sorvola la traversa. Dall'altra parte il 90-011 prova a riaffacciarsi dalle parti di Valenti, che deve smanacciare in calcio d'angolo su questa conclusione velenosa da parte di Romano. Poi ancora il Bagheria che attacca, c'è questo calcio di punizione convalidato da un fallo di mano, battuta velocemente a sorprendere gli avversari, ma c'è la girata di Balistreri che sorvola la traversa, altro pallone messo in mezzo sempre dalla destra, batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore, poi il salvataggio decisivo è quello di Porcaro che toglie letteralmente il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Bagheria. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo break da parte di Romeo, poi la palla al limite dell'area di rigore per il tentativo di Scalisi che da buona posizione non inquadra lo specchio, dall'altra parte Arario se la sposa sul destro, calibra il traversone e c'è ancora il caprone Vincenzo Manfrè, doppietta per il centravanti palermitano che firma il 3-0, poi corre verso la panchina perché c'è un compagno da andare ad abbracciare per esultare, per festeggiare per il gol del 3-0 che va a chiudere di fatto i giochi in favore del Licata. E allora c'è spazio per qualche tentativo sporadico da parte del 90-011 che cerca quantomeno di ridurre il gap qui su questa discesa sulla destra con il cross che spiove sul secondo palo, il tentativo di sforbiciata da parte di D'Acquisto sorvola la traversa, poi altro calcio di punizione sempre in favore della squadra di Tarantino che si fa apprezzare per la qualità di gioco nel secondo tempo e altro piazzato che sfiora il palo.
Poi però ancora ci prova su un ottimo tentativo di pressione alta la squadra ospite, tentativo a giro con la sfera che si perde abbondantemente fuori sul tiro di Lococo. Era questa l'ultima opportunità della partita. Sul rinvio di Faraone il signor Motta di Siracusa pone fine alla partita, vince il Licata. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi che cerca lo sgambetto alla prima della classe. Partita molto intensa, molto vivace fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora. Punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa, ma poi torna a farsi sotto il Gangi che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camarà, battuto man mano. E 1-1 all'Ilardo, grandissimo gol di Camarà che di fatto sblocca la squadra biancorossa. Al 25esimo attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto alla mezz'ora, ancora Gangi che attacca, questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco. Alla fine il pallone arriva dalle parti di Camarà che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol e manda la palla sopra la traversa. Poi un'azione offensiva da parte del Lascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita ma ci pensa Ogbonda a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari, ma occhio perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte, colpo di testa vincente arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e allora l'ex difensore del Geraci porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto, calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti e ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Moccero che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone perché c'è una partita da provare ad andare a vincere. E 3 minuti dopo sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Moccero indemoniato in questo avvio di ripresa, la palla esce di pochissimo, poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta. Poi è Bustos che insieme a Camarà va a recuperare un bel pallone sul lato destro. Il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa e di fatto questa l'ultima azione della partita. Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Aspetta il via del direttore di gara. Via che arriva in questo momento, batte il numero 6, impegna coi guantoni Schiera che prova a bucare per vie centrali. Athletic che recupera subito il pallone, si trova tu per tu il numero 7 con il portiere, grande occasione per Conforto. Ancora pallone tra i piedi dell'Athletic, palla che arriva tra i piedi del numero 7 che ancora una volta si propone nello stesso identico punto di prima, ci ha provato Conforto. Greco va per mettere il pallone in mezzo e poi entra! Quello che all'inizio sembrava un semplice cross in mezzo si trasforma nel gol del vantaggio per l'Athletic.
lancio lungo dalle parti di Greco che riesce ad agganciare il pallone, si trova a tu per tu con il portiere e poi clamorosamente prende un palo. Un fallo interessante dell'Athletic. Se lo procura in particolare il numero 11 Baglione, poi tiro da fuori area. Calcio d'angolo battuto. Poi pallone tirato ai limiti dell'area da Greco. Altro corner battuto. Grande rischio per i nerorosa. Lotta nell'area di rigore della Buonpastore. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Alto San Vincenzo e Palermo Futsal Club. Vediamo subito qui tutto con Morrione, Chinnici, Butera, La Fiura e il Lucchese. Dal tutto invece abbiamo Russo, Giuliano, Liga, Mina e Cali chiaramente tra i pali. La Fiura sul punto di battuta. La Fiera che giocherà il primo pallone di questo secondo tempo. Vediamo verso chi lo fa, verso Butera che intanto ricordiamo negli ultimi minuti della seconda frazione giocando veramente una gran partita. Era rimasto lui a terra nel gol 3-1 di San Vincenzo. Mina recupera il pallone di San Vincenzo, c'è dall'altra parte Russo, si appoggia invece da Giuliano, palla di ritorno, Mina ancora, poi Morrione, quasi un tiro, para un cross, insomma, quello fatto dal giocatore con Morrione che l'ha allontanata. Liga. Giuliano. C'è una palla lunga per Mina, era alle spalle di Butera, ma in quella posizione c'è Lucchese. Mi sta un attimino coprendo il posizionamento di Lucchese che era un po' più in alto. Chinnici lo fronteggia Liga, poi Morrione va a lungo. Adesso Calì centralmente, una bomba qui per Liga che riesce comunque a controllarla bene. Si gira sulla pressione di Chinnici, prova a passare, poi Lucchese prende questa palla, Lucchese ancora ne salta uno, salta il secondo, non il terzo, e poi rimessa laterale per il Palermo con Lucchese. Chinnici Girano lo guarda dritto tra gli occhi Lucchese, non Lucca addirittura. Poi Butera vuole fare passare questo pallone, non riesce. Butera, Liga messa laterale Palermo. Ampio minutaggio per Butera quando è arrivato. Un po' all'inizio forse è faticato, adesso è nelle rotazioni di mister Gentile. Chiaramente l'infortunio di Lopez ha favorito questa cosa, perché
Lopez quando c'è, chiaramente il suo minutaggio se lo fa in partita. Invece questo chiaramente apre un po' lo spazio per Butera. Intanto Chinnici, grande idea qui su Mina, lo salta, poi rientra ancora sul mancino. Chinnici, apertura per Butera, palla lunga verso Lucchese, Calì spaccata. Qui forse doveva esserci qualcuno a rimorchio che non è arrivato. Nel frattempo Giuliano si ferma, sterzata. C'è il Russo dall'altro lato che tra l'altro non è mai uscito al momento. Poi scontro Butera con Mina. Andrà Lucchese. Insomma, anche qui tanti dubbi. Vabbè, ormai. Chinnici per Butera che si impegna e scivolata, ma non ci arriva, infatti. Giuliano. Liga ancora, cerca di convergere. Russo va dietro da Calì, la controlla con serenità, adesso va da Liga. Lucchese va subito alto per cercare di infastidirlo, poi palla verticale, Giuliano la controlla, poi c'è la sorpresa di Russo, si ferma, mancino non preciso con Chinnici che però non è preciso anche lui nel controllo. La Fiura, il dribbling di Suola, gli riesce, la Fiura ancora, adesso si è andato un po' a chiudere, va dietro da Butera, forse la tocca Godino mi sa. Butera, Chinnici, Lucchese contro Liga, cerca l'interno, poi si appoggia. Chinnici imbucata anche lui. La Fiura, c'è il taglio di Lucchese, c'è vicino a lui Butera, ma lo serve adesso. Butera con l'esterno, addosso a Mina. Butera per Chinnici intanto. Si ferma, bella giocata di Chinnici come sempre, poi cerca un passaggio che però viene capito da Butera che aveva cercato invece di tagliare verso la profondità, quindi in verticale, invece palla che non l'ha favorito. Intanto rimessa a terra con Russo. Liga rischia sempre tanto da ultimo, infatti qui perde il pallone, la Fiora gliela ruba, cerca lì, mette dentro per Lucchese, addosso a Russo, poi Butera la controlla e calcia male. Nel tempo Fragale sta per entrare, girano con il petto, grande aggancio. Russo, Mina con Chinnici, tanto è pronto Lowati, forse al posto di Butera, credo potrebbe essere questo il cambio, adesso cercheremo di capirlo. Giuliano, Morrione col ginocchio, la Fiura in questo momento il Palermo non sarebbe ancora aritmeticamente salvo, ma dovrebbe portare tutto alla prossima giornata. Intanto Chinnici con Calin, spaccata, gran partita. Giuliano attacca la porta, c'è quella palla sul secondo palo, Morrione, cosa ha preso Morrione qui? Era una grande idea quella di Giuliano, anzi no, non la prende Morrione perché la palla va direttamente al portiere, quindi non la tocca Morrione, insomma. Se l'è divorato, quindi Liga in questo caso. Però gran palla comunque di Giuliano, la messa secondo me perfetta. Lucchese sguscia via in mezzo a due, gran giocata di Lucchese, appoggia per la Fiora, secondo palo, poi Russo quasi girato, Mina di prima, Chinnici e poi Lucchese, scivolata di Giuliano, Lucchese ancora molto largo, Calè. Lucchese dietro da Chinnici, nuovamente Lucchese, poi cerca un cross praticamente, adesso Chinnici, poi la devia Fragale che è appena entrato per Mina nel frattempo. Lowati, Morrione si fa il quinto con Morrione stesso. Lowati, c'è il taglio di Lucchese, poi cerca la porta, Calì invece respinge, poi Liga pensa un attimo alla conclusione ma ci ripensa. Fragale, Lowati in fase di piegamento difensivo, Chinnici è veloce come sempre, c'è la Fiura, lui cerca invece il mancino, Fragale aveva capito tutto in anticipo, poi Morrione la controlla con
serenità, poi appoggio Lucchese di prima, Louati si gira ancora, la Fiura, vediamo se crea un'occasione, poi Lucchese! Dal nulla! In un fazzoletto, gran palla di La Fiura, Lucchese non sbaglia e continua a segnare, Calì è uscito pure bene, però c'era giusto un buco e lì ci si è infilato proprio Fabio Lucchese. Dai, raga! Dai! Liga, la controlla Russo di prima, giusta l'idea verso Giuliano che va dietro da Liga, potrebbe anche provare una conclusione, poi si appoggia invece da Fragale. Liga ancora nuovamente dalle parti di Capitan Russo che cerca uno spiraglio per calciare, poi ci ripensa Liga col tacco, Fragale, bella giocata, e la Fiora invece ad anticipare Russo. Questo scontro tra capitani, l'ultimo tocco è di La Fiora, anzi no, di Russo. Chinnici, Louati va centralmente, Lucchese, Louati, Chinnici, c'è largo La Fiura, palla verso Louati, Chinnici in anticipo, Giuliano poi si mette davanti e l'ultimo tocco credo sia di Chinnici. Infatti c'è un cambio con Cortigiano, credo sì, per Russo, quindi esce dal campo per la prima volta il capitano del Lotto San Vincenzo, grande partita, anche un piccolo momento per riposarsi, credo sia più che legittimo. Giuliano con Chinnici, il duello fisico viene vinto da Giuliano, poi Chinnici si mette davanti, Liga ancora, e piccola deviazione che favorisce comunque il Palermo, Lucchese Chinnici. Louati la controlla, adesso sfida Liga, si fa vedere La Fiura ma va da Lucchese, poi si inserisce il 98, La Fiura, Lucchese prende posizione, va da Louati, bella aggancio a seguire, molto bene anche però il contrasto di Liga. La Fiura, appoggio da Louati, adesso vediamo se mister Gentile darà minutaggio anche a Meli, che potrebbe essere uno di quelli che potrebbe trovare oggi anche complice l'espulsione. Intanto Louati e spara fuori sulla gran giocata di Lucchese, questa sì che era una grande chance. Dicevamo Meli chissà che non possa trovare minutaggio oggi, perché effettivamente con l'espulsione di Nicchia manca un under che solitamente fa minutaggio e oggi quindi Meli potrebbe scalzare un po'. C'è anche Butera che chiaramente ha già giocato, tanto palla per Morrione, poi Giuliano anticipato da Chinnici sul più bello. Liga dietro da Fragale, palla centrale direttamente però per Morrione. 3-2 risultato, partita molto divertente, molto bella, due squadre che si stanno giocando bene la partita con tanto equilibrio. Lucchese, La Fiura, Fragale non lo vuole fare girare, ci riesce. Chinnici vuole un dribbling su Giuliano, gli riesce. Gran giocata da parte del numero 10 che avanza. La Fiura guarda la porta, cerca la conclusione, la attraversa e forse la tocca, non so se Calì o se fosse addirittura forse un difensore del San Vincenzo, non si è capito molto bene, ma comunque la traversa di Capitano La Fiura sarà ben evidente. Chinnici finta, forse volevano un calcio di punizione, ma il signor Fiorino non era dello stesso avviso e dunque Louati va da Lucchese, bello qui l'aggancio, ancora una volta Lucchese, magia, poi cerca un passaggio, qui forse poteva anche cercare la porta, La Fiura contrasto, Louati lascia lì a Capitano, ancora La Fiura ci pensa e va dietro da Chinnici. Poi l'anticipo netto di Cortigiano, bene su Lucchese, Cortigiano ancora salta Chinnici, ma la va fuori.
Lucchese. Chinnici. Centrale da Lowati. Liga vince il duello fisico. Nel frattempo Butera, forse tra un po' lo vedremo in campo, ma credo che mister Gentile non voglia levare Lucchese, che comunque sta in un gran momento di forma, non soltanto oggi chiaramente, ma diverse settimane, forse mesi, che Lucchese dal mese forse di febbraio. La Fiura si chiede un tocco con il braccio, non viene ravvisato però dal duo arbitrale. Chinnici, Lucchese scambia con Lowati, 1-2, Lucchese ancora, Cali sempre attentissimo in questo genere di parate, molto bene. La Fiura. Esterno, mette un po' in difficoltà Chinnici perché ne ha due vicino. Nuovamente la Fiura, i due un pari di una vita, palla in verticale per Lucchese, Calino anticipa ancora una volta. Lucchese, la Fiura. La centrale, Lowati, spalle alla porta, fa un gran lavoro e lotta contro tutti ed è calcio di punizione. E anche qui secondo me qualche dubbio c'era. Forse l'ha trattenuta magari. Chinnici e Lucchese sul punto di battuta. Nel frattempo si è alzato anche Meli, che quindi potrebbe effettivamente fare il suo ingresso. Potrebbe dare più che altro il rifiato a Lucchese, anche se in questo momento è imprescindibile. Palla per la Fiura, ancora Calì con la punta addirittura, la parata insolita, ma comunque sicuramente super efficace da parte del portiere ex proprio Palermo Futsal Club, ex anche Palermo Calcio 5, Rev P5, insomma lunga carriera. Lowati, Chinnici di ritorno proprio per Lowati, viene fermato ancora da un grande Giuliano che sempre fa valere il fisico. Ed è time out intanto, sì, non si era capito molto bene, però è sicuramente calcio d'angolo del Palermo e non è time out infatti, perché infatti la palla del Palermo il mister Gentile non l'aveva chiamata. E quindi calcio d'angolo. Lucchese alza il pallone un po' lungo, forse troppo per Chinnici, esce infatti Giuliano, Lowati contro Fragale, Lowati lo salta nettamente, Lowati ancora col destro, Calì addosso, poi Lucchese finta la conclusione, Lowati ancora una volta, cerca di lottare ma non ci riesce questa volta, Fragale, apertura per Giuliano, palo interno addirittura. Quanta sfortuna adesso per Giuliano, poi Lowati cerca di sprintare ma Cortigiano fa una grande spaccata. Lucchese centralmente, Lowati spalla, poi si gira benissimo, ma giù, giallo per Cortigiano e punizione altezza tiro libero. Vediamo chi batte, potrebbe essere la Fiura, ma ci immaginiamo forse uno schema, probabilmente. A tempo Calista invitando alla barriera. Attenzione alla posizione di Lucchese, ma anche quella di Chinnici, potrebbe essere uno schema. Oppure la Fiora potrebbe anche calciare verso la porta, perché chissà in allenamento quante viene calciato di posizione così. Poi glielo chiederemo chiaramente. E poi va alla Fiura con Calì che ha indicato che avrebbe scaricato a Lucchese. Secondo me ora la Fiura ha cambiato idea, forse calcia verso la porta. E vediamo, dopo tanti secondi di
di stop. Si ritorna, va la Fiura addosso a Calais sull'addome, ha calciato molto piano. La Fiura sbaglia qui il passaggio con Cortigiano che chiude la strada all'Owati. E poi time out, questa volta sì, chiamato per la squadra di casa. 3-2 risultato, ricordiamo, chi si fosse sentito in questo istante. Era molto divertente. Cerchiamo di capire quanto manca, insomma non è facile capirlo perché purtroppo non abbiamo il cronometro visibile, purtroppo, però dovremmo essere circa, almeno credo a metà del primo tempo, forse qualcosina di più del metà del secondo tempo. Credo possano mancare forse 7-8 minuti, proviamo a ipotizzare, ma chiaramente non possiamo saperlo, non possiamo essere certi di ciò, però guardando anche un po' l'orario, un po' un calcolo che ci facciamo. Nel frattempo, Mr. Gentile sta parlando con i suoi. Lucchese, Lowati, Chinnici, la Fiora in campo, Morrione chiaramente tra i pali, dall'altro lato Calì. È stato in campo la Grassa. Nel frattempo con la 21 c'è Giuliano, c'è Fragale, c'è Russo a posto di Cortigiano, che stava giocando bene comunque da centrale. Nel frattempo Liga si mette la pettorina in questo momento. Forse mancano 5, forse. Calì, Giuliano, la Grassa entra bene, subito a rubare questo pallone, tenerlo anche lontano. Fragale, adesso Russo cerca di scambiare il pallone col compagno, esce in pressione, Lowati non ne passa. Fragale ancora, Lucchese, un rimpallo favorisce però il 18 bianco-azzurro. Poi Russo da fuori e Morrione risponde da campione, una bella parata inspaccata. Se non lavora sicuramente il gioco in qualche arriva dal centro. Russo, l'anticipo di Lowati forse un po' debole, Lucchese fa passare la palla ma non basta, poi invece fortunato la Fiura, Chinnici, questa volta invece il Palermo non riesce a tenerla lì, con la Grazia che batte rapidamente dietro. Russo, ma Chinnici lascia scorrere questa palla. Chinnici, dovrebbero mancare circa 4 se non abbiamo capito male. Intanto Fragale ruba la palla a Lucchese, poi cerca la porta e forse può anche chiudere la partita con questo poker sul passaggio sbagliato di Lucchese. 4-2. Adesso la fila sul pallone. La Fiura, Chinnici, vediamo se Mr. Gentile sceglierà di fare il quinto di movimento, magari tra qualche istante, perché il tempo passa. Lowati sbaglia il passaggio, Fragale ancora una volta, Giuliano, palla di ritorno, la Grassa c'è un tocco con il braccio, secondo me, e si continua. Lowati e sbaglia il passaggio. Russo, Fragale si appoggia da Russo, poi fa una buona giocata, scambia con Giuliano, Lucchese, poi Chinnici, pallone va da lui, salta lui alla Grassa, adesso la Lucchese con la punta trova da quella parte Lowati, che viene fermato da Fragale. L'ultimo tocco è di Fragale. E poi sarà quindi calcio d'angolo
4 il risultato, ricordiamo. Va Lucchese, pallone lungo da Chinnici che la tiene in campo e Giuliano e quasi beffano Morrione che era salito un po', forse nel tentativo di dare un apporto, e poi Morrione sbaglia il rilancio. Russo, Giuliano la tiene lui, Lucchese deve voler rubare ma non ci riesce, Giuliano ancora con Chinnici, non si passa, la Fiura, Lucchese attacca la porta, si ferma perché sa che contro 3 insomma è un po' complicata, Lowati vuole farlo lui invece, scivola contro scivola, ma c'è comunque rimane in piedi, poi c'è il controversone, sta lottando tanto Lowati. Dal punto di vista dell'atteggiamento sicuramente non sta mancando quello. Nel frattempo non si gioca col quinto movimento, ma chissà che tra qualche minuto non si faccia, perché Mr. Gentile lo sapete, è uno che questo tipo di giocata la prova, e magari la Fiora potrebbe fare il portiere volante, power play, mentre invece magari potrebbe fare il suo ingresso qualcun altro. Intanto la Fiora con Calì che respinge molto bene, forse con l'ingresso magari di Meli o di Butera oppure di Mallia, che sicuramente ha l'esperienza per poter fare il quinto e per fare il tutto per tutto. Infatti poi si riscalda Meli, quindi credo che forse lo farà con Meli, che è pronto ad entrare, mi sa. La Grassa cerca la palla in verticale, Chinnici con il petto fa molto bene il suo lavoro, poi vede Lowati, cambia tutto verso la Fiora, Russo invece si mette davanti e ferma tutto. Palla dall'altra parte, la Grassa guarda la porta, la Grassa addosso per Morrione e poi Lowati arriva su questa palla, è un po' stanco ma deve puntare Giuliano, c'è Contenti che non riesce, poi Lucchese fa la stessa giocata, nel frattempo Lowati va a terra e sportivamente la palla viene messa fuori. Lowati ha dei problemi alla spalla, anche già un po'. Nel tempo si è rialzato Lowati, forse anche un pizzico stanco magari. E poi Giuliano restituirà il pallone con sportività. Intanto Meli per la Fiora, e la Fiora farà il quinto movimento adesso. Ci aspettiamo questa giocata, ma credo che sia palese. Intanto palla restituita, gesto di sportività da parte di Giuliano, dunque Chinnici. Lowati, che intanto è rimasto in campo, poi scucchiaiata per Lucchese, che non trova la porta, ma che palla comunque di Lowati. Del calcio d'angolo, nel frattempo che non si era capito molto bene. Va Meli. Lowati finta, bella giocata, Lowati ancora col destro e Calì risponde sempre presente. Che partita comunque del portiere. Chinnici, apertura complicata, infatti non perfetta, chiedo scusa Chinnici. Calì, poi Giuliano con un aggancio quasi alla Paul Pogba aveva provato e l'aveva pure presa questa palla. Sarebbe stato un qualcosa di incredibile secondo me. Chinnici, poi Giuliano ancora una volta a lottare, grande partita, poi Meli invece mette tutto d'accordo, Meli, passettini, apertura per Lucchese che va soltanto all'esterno della rete, ma che palla comunque di Meli, aveva servito secondo me con i tempi correttissimi, che si avvicina alla tripletta. Russo, doppio passo, apertura verso Giuliano che non inquadra la porta, ha strozzato sul primo palo. Intanto è pronto la Fiora per Morrione, dunque sarà questo il cambio che vedremo di continuo. Meli, apertura sbagliata qui perché non può fare questi errori e infatti la chiude San Vincenzo con il gol, e adesso non abbiamo capito chi ha segnato, 5-2, forse Fragale credo.
Non si è capito molto bene. Meli ha avuto un po' troppa fretta, aveva visto uno spiraglio, ma era anche un po' complicato, e quando si fa il quinto movimento non bisogna mai imbucare così in maniera veloce, in maniera rapida, ma bisogna compassare, dunque fare sempre delle azioni ripetute fino a quando non si trova uno spiraglio. Questo è stato un po' l'errore da parte di Meli, inesperienza da parte del 2006. La Fiura, Chinnici, la Fiura, Chinnici, la Fiura. Adesso Lowati, c'è largo Meli che mette subito ancora in mezzo, Lowati ancora, lotta e allontana. Potrebbe intanto Cicero per gli ultimi minuti, intanto Meli! Tiro debole che Calì allontana senza troppi problemi. Si va dietro, Chinnici, nuovamente Meli. Chinnici, c'è la Fiora tutto solo. C'è in questo momento Chinnici. Ecco Meli, cerca una palla sul secondo palo, era giusta, e poi Cicero potrebbe farlo, Cicero! E lo fa 6-2. Gran gol. Di 6-2 quindi il risultato, bel gol di Cicero con il San Vincenzo che ha sfruttato 2 volte il tiro, il quinto di movimento. La Fiura, Lucchese, la Fiura, Chinnici, la Fiura, quella parte Lowati, c'è poi Mallia appena entrato, mette dentro Lowati, gran palla di Vicio Mallia, e poi Lowati non sbaglia, 6-3. Accorcia il risultato, ma chiaramente è tanto complicato. La partita non è finita, Mallia nel frattempo è entrato al posto di Meli. Russo, Lucchese la blocca questa palla, ma io provo a bloccarla, poi il dribbling gli riesce, ma Lowati per Mallia che rientra ancora, apertura sempre per Lowati e fa 6-4, una bomba. Palermo non molla mai, manca pochissimo, ma il Palermo deve crederci. Chiaramente non poteva fare nulla Calì, è stato un tiro molto forte. Giuliano, Russo, Fragale, Cicero fronteggia, poi Lowati fa 1000 sul Russo e Cicero sbatte credo addosso proprio al compagno. Nel frattempo Lowati è molto dolorante. Russo, la rimessa secondo me era del Palermo, perché tanto Cicero però gliela restituisce adesso. Mallia per Lucchese, palla in movimento. E Mallia è entrato molto bene. Ha fatto sicuramente un assist, non ricordo se è stato sempre lui a fare l'assist nel secondo gol di Lowati. Non si è capito molto bene. Intanto fuori Morone, dentro chiaramente la Fiura. Lowati, Chinnici cerca un'imbucata, Mallia cerca la porta, ci aveva provato, poi Russo aveva pensato prima un tiro, poi invece ci ha ripensato nuovamente. Giuliano la porta avanti, c'è la Fiura che è il portiere ma è fuori chiaramente, poi dentro per la conclusione in porta, credo di Russo, che fa il gol del 7-4. Qui Giuliano è stato molto bravo perché con intelligenza l'ha portata avanti e non ha calciato in porta subito. Chinnici,
La Fiura, Lucchese, buco verso Lowati che ha provato ad agganciare questa palla, ma non c'è riuscito. Poi Mallia, Chinnici, se calcia, no perché si appoggia dalla Fiura, potrebbe farlo lui il tiro, ma Chinnici, Lowati messo un po' in difficoltà, la tiene in campo. Lowati ancora, allarga tutto dal capitano, la Fiura, Chinnici di prima, Lowati finta, va sul mancino, potrebbe cercare la porta. Era giusta qui la sua idea. Non è andata invece al meglio però, con il problema che va fuori. Adesso manca veramente pochissimo, non sappiamo quanto però. Credo pochissimo. Giuliano si gira su Chinnici. Lucchese. Lowati. Lucchese. Chinnici. Poi Mallia. Lucchese va lungo, Cicero in vantaggio però. Oggi secondo me si sta sentendo tanto la mancanza di Nicchia sicuramente, che è stato espulso, di Gennaro, di Sugiorno, insomma un po' di assenze di Dichiaro. Lucchese vuole il dribbling, Fragale chiude, poi Lucchese in mezzo a due vuole passare e non fa fallo. Giuliano si autolancia, poi scucchiaia perfettamente da Russo, c'è rimorchio Cicero, non lo serve, cerca invece forse una giocata solitaria, va dietro. Fragale manca credo pochissimo. Pressione alta di Lucchese quasi da tergicristallo. Cicero in bucata centrale, la controlla Fragale, ma non basta per tenerla in campo. Nel frattempo è pronto a rientrare, nel frattempo manca un minuto perché Peppe Calì ci aiuta in questo caso dicendoci che manca un minuto. Lowati al secondo palo, ma lì cerca infatti una palla di Lucchese e non trova la porta. Non sappiamo di quanto, però sembrava di poco. Calì va lunghissimo per il controllo tentato, ma non riuscito di Calisti che è appena entrato nel frattempo per gli ultimi 60 secondi di gioco. Chinnici, c'è largo Lowati, si va dalla Fiura. Chinnici ancora, palla bella per Lucchese che non la prende bene e chiede scusa ai compagni dopo una gran partita del genere, insomma si può anche perdonare Fabio Lucchese. Siamo a una manciata dal triplice fischio. Il signor Godino che sancirà la fine della partita. 7-4 risultato, probabilmente credo che rimarrà questo fino alla fine perché manca veramente pochissimo. Russo, pressione di Lowati, Calisti, Fragale, palla rischiosa ma che passa. Cicero, Fragale ancora, c'è solo Mallia in difesa, Fragale rientra, Fragale fermato da Chinnici, palla rimane lì col tacco addirittura. Russo sa fare una gran giocata, per sua sfortuna però la palla non è entrata. E poi finisce anche la partita. Vince il San Vincenzo con il risultato di 7-4 contro un buon Palermo Futsal Club che paga i troppi gol presi forse col quinto di movimento. Nel frattempo noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio ancora, alla prossima.